Salve a tutti, bentrovati in Qui Sicilia, è il programma settimanale di approfondimento a cura del laboratorio politico Alba Siciliana sul canale YouTube, in compagnia dell'amico Salvatore Ginaprelli e di un ospite speciale che annunceremo dopo la sigla. Eccoci dunque, abbiamo finito il periodo elettorale e nonostante ciò però abbiamo ancora un testimone appunto di quella fase che ci ha molto preso fino al 25 di settembre. Per oggi non parleremo di programmi in particolare perché ormai chi doveva votare ha votato, cambiamo pagina, anzi potremo un po' vedere cosa ne è uscito fuori anche da osservatori ed elettori. Siamo in compagnia oggi di Pietro Paolo Messina, architetto da Militello in Val di Catania, che comunque qui da noi è la prima volta che viene, ma furria e spazia sui mezzi di informazione con abbondanza, devo dire. Abbiamo visto in tante trasmissioni, quindi anche complice la campagna elettorale. Pietro, come è andata questa esperienza? Allora, la campagna elettorale sicuramente ha dato un risultato finale che, al di là della vittoria scontata della Meloni, comunque c'è da fare una premessa. Io faccio parte di quel fronte chiamato del dissenso, no? Che poteva comprendere schieramenti come Italexit, Alternativa per l'Italia, Italia Sovrana e Popolare, ecco questi qua, che comunque presentandosi tutti divisi a questa tornata elettorale non hanno potuto raccogliere quei consensi che forse tutti assieme avrebbero potuto raccogliere, magari con la possibilità di superare lo sbarramento. Ma il fatto sta che comunque anche soggetti politici come Italexit, che erano ben più strutturati, si sono fermati al di sotto delle percentuali dei sondaggi, dove erano, abbastanza, partivano da posizioni favorevoli, magari teoricamente doveva mancare qualcosa, qualche decimo di punteggio, invece in realtà la situazione complessiva è stata abbastanza disastrosa. Non sappiamo, sicuramente la responsabilità è sempre di chi propone la propria proposta politica, sicuramente non c'è stata quell'appeal, ma c'è stato anche questo richiamo alle armi un centrodestra che secondo me ovviamente viene visto diffusamente come l'ultimo argine possibile al centrosinistra, al PD in generale, che comunque nel sentire comune rappresenta veramente il massimo del male che ci potrebbe essere in Italia. Cioè l'asse PD 5 Stelle è visto come il demonio, quindi la Meloni come Catecon ad argine di questo demonio ha raccolto a bassa tutti i consensi, anche di quelli che di fatto lo hanno fatto anche magari un po' turandosi il naso, perché la Meloni è stata anche brava ad ammiccare un po' trasversalmente a tante categorie. Beh, questo poi ci arriviamo perché di solito noi partiamo dalle cose un po' più del territorio, in un certo senso. Dalla Sicilia guardiamo il mondo, insomma, per non dimenticarci il punto di partenza. In particolare, nella scorsa settimana abbiamo commentato un dato che era uscito fresco dagli scrutini per le regionali, riguardante un tuo compaesano, illustre, perfino sindaco, il primo cittadino di Militello in Val di Catania, rieletto recentemente, Giovanni Burtone. Perché il fatto che ci aveva un pochino sorpreso, e sul quale ci siamo interrogati, era un scrutinio che poi, sai, quei fogli che appendono al comune, insomma, con il numero dei voti di preferenza, e diremo anche qualcosa su questo specifico aspetto, ci dicono qualcosa dei flussi elettorali a livello anche di cordate, o insomma di persone che riescono in un modo o nell'altro a attrarre a sé di quel tot numero di voti che vanno al partito una fetta significativa.
E il dato che risultava era che il Partito Democratico aveva preso un tot di consensi, ma dei voti di preferenza, appunto, l'unico che superava l'1 o il 2 voti, anche tra cui il segretario regionale del Partito Democratico, era proprio Burtone, che qui insomma andava a diverse decine e quindi non era assolutamente una media di distribuzione paragonabile agli altri. E allora ci siamo chiesti, ma come mai questo fatto? Quale poteva essere il fenomeno per il quale tutti questi elettori, sicuramente già orientati sul piano della scelta del partito, però poi nello specifico da Mineo andavano a scegliere proprio lui. E il dubbio ci è venuto vedendo anche un altro dato accanto a questo, che era ancora più lampante, quindi bisogna dire le cose come stanno sul piano anche dei numeri, insomma, della consistenza, che era il dato di colui che era anche nel listino della centrodestra, che risponde al nome di Giuseppe Lombardo, nipote di Raffaele, che qui ha preso centinaia di voti rispetto ad altri nella sua lista che erano praticamente inesistenti. Per il secondo sappiamo che c'è stato un evento mondano, diciamo così, a livello di paese, che insomma offrendo pizze sostanzialmente, non lui in persona, ci mancherebbe altro, facendo offrire pizze, evidentemente erano buone queste pizze, qualche cosa sono riuscite a tirar su, e quindi abbiamo questo onorevole Giuseppe Lombardo, già assessore a Catania, insomma, che non avrà problemi per i prossimi 5 anni. Siamo contenti per lui e a livello personale è molto bello. Tra l'altro io ho sempre un amico a Mineo che gli dico che è molto bravo a occuparsi dei figli degli altri, perché già nel 2012 rivestì tutti i suoi luoghi visibili al pubblico di manifesti per Totino Lombardo, il figlio di Raffaele. Dico io, spero che anche Raffaele pensi a tuo figlio quanto tu stai pensando al suo, perché ti sei molto preoccupato per il suo avvenire, infatti l'ha fatto andare a fare il deputato. Se parliamo di quelli che sono un po' i cettola qualunque, che hanno questa tradizione, allora la cosa è banale, scontata. Però il dottor Burtone, insomma, si è sempre presentato come una figura, adesso poi vogliono rinnovare il partito e via di seguito. È ovvio che senza i voti, un profilo diverso. Solo che appunto le domande che ci facevamo con l'amico Salvatore l'altra volta era: chi gliel'ha organizzata questa possibile forma di amichevole orientamento da parte di persone che magari non sanno chi sia e hanno anche il diritto di non saperlo perché non è un politico di Mineo? E soprattutto la domanda fondamentale che voglio rivolgere a te per una tua ipotesi di risposta è: cosa potrebbero volere in cambio? Nel momento in cui poi le cose sono andate bene, l'onorevole acchianò. Quindi certo. Fino a un certo momento non era certo, perché c'è stato tutto un gioco di missioni, cioè vabbè, è evidentemente tutta una cosa studiata bene da professionisti. Ora qua abbiamo fuori delle ipotesi, no? La domanda dovresti farla direttamente all'onorevole Burtone per sapere almeno la sua versione ufficiale dei fatti, però come voi ben sapete penso ci siano pizze e pizze anche a diversi livelli, non c'è soltanto la pizza verso l'elettorato, ci sono pizze anche, diciamo, negli equilibri interni di un partito che già sapeva, il PD già era consapevole di un necessario rinnovamento, perché le cose è chiaro che non stavano andando bene nel livello nazionale e nel livello regionale, e che oggi si trova costretto a ristrutturarsi, e diciamo la gestione della rete è stata una gestione transitoria. Oggi loro hanno un po' tutto da rifare, e Burtone, che comunque non è l'ultimo arrivato, è una persona con una lunga esperienza e che ha avuto altre esperienze importanti attraverso le quali ha potuto sicuramente intessere dei rapporti a livello territoriale, a livello regionale, che ha saputo mantenere bene. Oggi sicuramente diciamo, si aprono delle nuove opportunità, e quindi non è un caso, anche attraverso, ovviamente, come hai sottointeso tu, non è che è tutta farina nel suo sacco, perché evidentemente c'è
una buona organizzazione, una rete che lo affianca all'interno del suo stesso partito, della sua stessa corrente. Non a caso ovviamente oggi Burtone riesce a raccogliere un po' in tutta la provincia numerosi consensi che li ha in qualche modo alimentati anche da quando ha smesso di essere onorevole e occuparsi soltanto di essere sindaco di Militello, perché comunque è bravo a saper gestire la propria immagine e a comunicare bene all'esterno del paese. Io da cittadino militellese ti potrei dire che in realtà riscontro criticità, però dall'esterno in effetti il Militello appare come un paese perfetto, che vola, che va bene economicamente, che è un modello, tanto è il borgo più bello di Sicilia. Lo dico lo dico con una sofferenza, ma immeritatamente, non perché non abbia le caratteristiche per esserlo, ma perché ci sono anche altre caratteristiche che bisogna costruire per meritare certi titoli. Anche certi titoli arrivano grazie alle conoscenze politiche, a una certa capacità di strutturare, no? Di creare un'immagine che magari non c'è, e essere conosciuto come il sindaco del borgo più bello di Sicilia sicuramente gioca a favore Giovanni Burtone. Chiaro, certo, questo è un dato che noi vediamo, e fondamentalmente poi questi contesti locali, ora non so se tu hai potuto osservare così altrettanto da vicino il comportamento di voto, diciamo, del tuo comune, per l'espressione delle preferenze. Non l'ho analizzato, però credo che ogni realtà appunto esprime poi questo dato, che riassumo in un certo senso nella fine di un ciclo, tra virgolette, che è stato quello che ha portato per esempio in Parlamento, anche nel Parlamento regionale, tante facce nuove. Parliamo dal 2012, che tra l'altro ti ricorderai la Sicilia è stata un po' il punto di partenza, insomma, della onda grillina. I primi sindaci, come il sindaco di Ragusa, appunto quelle elezioni, tante facce nuove, e quindi scrostando via un po' di gente che era in quelle situazioni da più tempo. Insomma, poi c'è stata anche la riduzione dei parlamentari regionali e dei parlamentari nazionali, però quell'onda finisce, e oggi queste formule, che sono quelle che non è che ne abbiamo viste per la prima volta adesso, anzi abbiamo viste direi da decenni, anzi sono state proprio quelle che avevano in qualche modo stimolato un'ondata di novità dal basso, tornano di nuovo come erano prima, cioè sembra quasi che non sia cambiato nulla, ma ci sia stato solo un passaggio. Una fase transitoria sempre gattopardiana, diciamo, no? Il decennio dei grandi cambiamenti, delle innovazioni, dello stravolgimento della classe politica, che alla fine non è avvenuto, anzi la classe politica si è ancora più attestata in una sorta di casta, perché ha fatto fuori persino una parte di se stessa, mantenendo in realtà quelli che veramente detengono le fila. Ma guarda, questa analisi che tu fai come si dice, si ricollega a un concetto che io ho proposto banalmente nel momento in cui, anche prima del voto e della trombatura sonora del signor Luigi Di Maio, già l'esempio proprio del trombato. Ecco, però già prima, diciamo, lo si individuava, no, come una delle figure da testimone di tutto un gruppo, appunto di questi miracolati, che adesso però, come si dice, avrebbero avuto molto probabilmente ciò che meritavano, e cioè di essere buttati fuori, diciamo, da tutto ciò. Io però invitavo a riflettere sul fatto che sembra quasi un po' un bersaglio facile, e che a volte, non so se intenzionalmente o meno, forse no, però fa comodo per certi versi a tutti noi, per sentirci anche migliori. È come quando si raccontano quelle storie scandalistiche, non so, di un Lapo Elkan, per dire, no? Chi potrebbe diciamo sentire solidarietà per questo tizio, per dire. Però in realtà, siccome parliamo di politica e non di personaggi dello spettacolo, e quindi parliamo anche di una delega, e parliamo anche di quello che doveva essere un progetto del Movimento 5 Stelle, non è che forse questa estrema concentrazione di soggetti di un certo tipo in realtà sia forse la normalità, e quindi
ciò che li ha fatti emergere come poverini un po' dei dilettanti allo sbaraglio, pensiamo anche alla Taverna o a tanti altri di questi, è stato che sono stati un po' mandati così allo sbando e vittime sacrificali in un certo senso. E facevo un esempio sempre tratto dal nostro mondo del Calatino, tanto per citarne uno a caso. Ho preso il vice sindaco attualmente di Caltagirone, Paolo Crispino, giovane, ancora giovane, insomma, delfino del PD, esponente del Partito Democratico da una vita, del quale io non posso dire se abbia espresso o meno, quando faceva politica, anche all'opposizione, diciamo, durante la sindacatura di Joppolo, particolari doti o particolari demeriti. Non ha mai avuto l'opportunità di mostrare nulla, ma semplicemente messo lì fin da quando aveva i pantaloni corti, che posso dire, ha trovato il partito giusto, un partito più strutturato rispetto appunto a quello che Grillo ha messo su. E quindi fondamentalmente, dal mio punto di vista, che ecco, ti chiedo di esprimere il tuo parere su questo, è più un dato di contesto nel quale ci si trova, facendo questi esempi, che non di qualità personali. Tu come la vedi? Vabbè, è un dato di fatto che bisogna in questo caso, anche attraverso la legge elettorale che abbiamo in Italia, e trovarsi come si dice, anziché nel momento giusto o al luogo giusto, cioè trovarsi nel contesto giusto, nella posizione giusta, perché è una legge elettorale che non premia il merito o le capacità. Tu voti una lista dove ci sono dei nomi bloccati, quindi l'eventuale merito del candidato sta nella carriera, tra virgolette, che fa all'interno della sua realtà politica, della sua comunità, e riesce a piazzarsi, a farsi piazzare in determinate posizioni all'interno di certi partiti anziché in altri. E ovviamente poi la gente non lo vota perché premia le sue qualità personali, magari sì, poi diventa l'espressione, ogni candidato è frontman del proprio partito sul territorio, ma di fatto non voti loro, non voti lui. Possibilmente una persona con buone qualità in qualsiasi partito la puoi trovare in terza, quarta posizione, dove magari è difficile o impossibile essere eletto, e magari è una persona in gamba, si impegna e si spende tanto in campagna elettorale, ma il suo sforzo porterà a eleggere il capolista che magari è una chiavica. Questa è la realtà dei fatti, ed è tutta una questione di trovarsi nel luogo giusto. Qualche anno fa sembrava 5 Stelle il luogo giusto, oggi lo è un po' di meno. Sembrava il luogo sbagliatissimo Fratelli d'Italia, oggi tutti fanno a gomitate per stare lì dentro. È tutto banale per sé. Sì, questi sono gli aspetti forse più legati al momento, e quindi che si smentiranno, diciamo, a breve. Non sappiamo in che forme, ma l'abbiamo già vista questa formula della fascinazione della moda, poi alla fine può essere questa. Però beh, tu hai parlato delle preferenze, ed era una cosa che mi ha incuriosito come problema, come dilemma, tra virgolette. Le preferenze sono un dilemma, sì. Abbiamo avuto un altro ospite, l'amico Melilli, Luigi Melilli, che era candidato alla Camera, che poneva giustamente la questione, se vogliamo, del padronato delle segreterie politiche, che definendo queste liste, come tu hai detto, non permettevano al popolo, all'elettorato, al cittadino di prediligere un candidato rispetto ad un altro. E fin qui siamo perfettamente d'accordo. Il problema è che poi, quando vai appunto veramente a osservare l'atto di voto, che si può, non abbiamo le telecamere dentro le urne, però quel numero 1 o quel numero 90 o quel numero 470 voti ad persona, ma nell'unico posto in cui si potevano esprimere ancora, cioè alle regionali, hanno quell'aroma, insomma, un po' di roba pilotata, e in cui poi ti devi chiedere, come ti chiedevo all'inizio, quale sarà come si dice, il contraccambio per soggetti che magari gestiscono enti che poi fanno servizi per il pubblico, voglio dire, quindi c'è anche modo di ringraziarli, quindi c'è tutta questa distorsione, e allora fai un passo indietro e dici, caspita, ste preferenze però, no, da questo punto di vista sono come si fa? È un dilemma, è una questione. Allora, secondo me il problema si parte da una questione prettamente culturale, della cultura politica italiana.
che sicuramente non è trasparente a nessun livello, ed è chiaro che da un lato questo sistema elettorale vigente per le nazionali delle liste bloccate non ha le preferenze, perché e quindi sembra che io non ho la libertà di votare tra i candidati chi preferisco proprio persona, perché molti dicono si vota la persona, ecco, c'è sempre il dilemma che si vota la persona o si vota il partito. Questo capita soprattutto a livello delle amministrative. Comunque io non posso votare la persona, preferisco le preferenze, però quando ci sono le preferenze sai che i voti in buona parte sono anche controllati e sono gestiti, quindi qual è il miglior sistema? Ma il problema sta alla base, la mancanza di trasparenza nell'una e nell'altra forma, perché entrambe sono figlie di un controllo, perché lì tu non puoi votare, non puoi esprimere una preferenza e il candidato non controlla tra virgolette i voti, ma per arrivare là c'è un controllo, sembra un problema di suddivisione del potere. Sai benissimo che i posti nelle liste sono anche in certi partiti fatte con delle tariffe ben precise, cioè si paga la candidatura per essere terzo, secondo o primo, e non nascondiamoci dietro un dito. Nei posti, cioè nelle liste bloccate si paga, nelle liste invece a preferenza ci sono altri sistemi, ma c'è sempre un contrappeso. Appunto, no, il problema è quando si va a far interferire questo contrappeso più che sul livello personale e poi sulle scelte che si fanno sul piano amministrativo, perché come si dice, lì vai a operare nell'interesse di chi ha investito, diciamo, sulla tua candidatura, e quindi tutto ciò ha poco a che fare con l'arte di governo, ma è una spartizione, insomma, molto che ha certe caratteristiche, voglio dire. Quando il problema non è io ti voto perché mi hai fatto il favore, ma io ti voto perché da te aspetto un favore. Ancora è tutto da fare, ma è ben diverso. Saranno i prossimi 5 anni il momento della restituzione a rate, probabilmente sarà tipo un mutuo. Soprattutto se ci sono gli intermediari, perché se sono migliaia di favori o comunque atteggiamenti di disponibilità a migliaia di cittadini, è un conto. Altro è quando i migliaia di cittadini sono pacchetti che vengono trattati da dei mediatori. Che sono molto di meno e soprattutto si fanno forti di questo controllo. Ma ne sono uscite già in questo periodo situazioni del genere, no? La cronaca già qualcosa ce l'ha tornato indietro. Già ci sono gli accordi per le amministrative di Catania, già sono usciti i primi scandali sui candidati alle amministrative di Catania, cioè persino candidati ai consigli di quartiere anche provenienti dalle forze dell'ordine che hanno già intercettato che facevano voto di scambio con noti esponenti della malavita catanese. Cioè ancora ci vuole un anno per le elezioni di Catania e già stiamo scrivendo. Sono previdenti come le formiche, insomma. Quindi è una situazione malsana di cui noi leggiamo ogni tanto la punta dell'iceberg quando la cronaca c'ha evidenze, ma in realtà è un fenomeno. Per questo dico è un problema culturale prima ancora che di legge, ecco. Non ne abbiamo parlato mai, in effetti, non c'è stata occasione. Tu come la affronteresti questa problematica delle preferenze sì o preferenze no? Per cui, tra l'altro non l'abbiamo detto, non mettere le preferenze vuol dire anche che l'elettore di Forza Italia deve eleggere la fidanzata di Berlusconi, cioè voglio dire, come esempio magico di selezione di gente messa lì apposta. Ecco, come la vedi, Salvatore? Ma io sarei favorevole a poter scegliere un candidato, quindi la scelta lasciata all'elettore. Però come diceva Messina, qua è un discorso culturale. Se dietro al voto ci sono promesse o proprio i broker che raggruppano voti e li spostano da un posto all'altro, certo è tutto falsificato, per cui
è un vero dilemma, E allora, come diceva già l'ospite, è una questione culturale, quindi bisognerebbe resettare tutto e ricominciare, però vallo a fare un lavoro di questo. Cioè, dobbiamo partire da Sapiens, forse. Sì, infatti. Ma bella l'immagine del broker, no? Purtroppo ci sta. Io però, quando si parla di un problema culturale, io dico bene, allora affrontiamolo con gli strumenti culturali, perché se vogliamo, non so se qualcuno di voi ha letto il libro di Jack London, che si chiama, il titolo è Il nome del protagonista, che è una persona così di estrazione operaia, che ha fatto molti viaggi per mare, molto avventuroso, si trova in difficoltà perché viene introdotto in una famiglia diciamo altolocata, così sente il peso della sua estrazione umile e in qualche modo si pone il problema, non che qualcuno glielo facesse pesare, ma nell'Inghilterra di quel periodo le distinzioni erano molto chiare. Ecco, se vogliamo, a volte per stimolare un cambiamento ci vuole anche una sorta di spinta a guardarsi allo specchio, appunto, e io sto pensando in particolare a chi viene eletto con questi sistemi, perché da quel momento in poi comunque è un personaggio pubblico, cioè lo era anche da candidato, ma a maggior ragione, di fargliela un po' pesare. Perché allora, se torniamo ai tempi di Achille Lauro che dava la famosa scarpa prima del voto a destra, se l'hai fatto, allora non puoi nasconderlo, come si dice, perché sennò sarebbe un'ipocrisia. È imbarazzante? Non lo fare, perché se ti imbarazzi dopo vuol dire che non è una bella cosa, cioè senza bisogno di andare sempre direttamente dai tribunali alle procure e compagnia bella criminalizzandola qualunque. Un problema culturale non è un problema penale, è un problema di cattive abitudini sostanzialmente. Se poi il politico si vergogna di aver usato questi sistemi, avrà da questo forse un pungolo a evitare la prossima volta. Non so, questo è ciò che noi possiamo fare. C'è una questione di coscienza, però, cioè intanto per poter arrivare a quello che dici tu, cioè la coscienza. Gliela facciamo venire, appunto. Pensa, tu devi considerare naturale la cosa, perché se non siamo noi a pretenderla, esatto, figuriamoci. Però vedi, tu accennavi al libro di Martin Eden, immagino. Grazie del nome che mi ero dimenticato. Ecco. Quindi cos'è? Tutta una lotta a intraprendere avventure. In pratica ti posso dire che questo ruolo dovrebbero svolgerlo più di quanto non facciano, tranne quando gli fa comodo, gli organi di informazione, quando puntano il dito su certe cose e quando fanno inchieste. Un po' di inchieste. E noi posso dire che abbiamo ascoltatori a Trieste che adesso conoscono il nome di Giovanni Burtone perché ne abbiamo parlato e quindi in questo modo così portiamo questo stile siciliano. Non so se lì offrono le pizze come facciamo qui, però nel caso non è così, a maggior ragione dice vedi, si può fare politica anche a uno spritz. Dico, se esistono stili diversi di rapportarsi tra l'elettorato e i candidati, magari un po' più decenti se vogliamo e rispettosi anche della serietà dello stesso elettore, che insomma possiamo in questo modo dare il buon esempio e far vedere i cattivi esempi. Ma io invece, prima di salutarci, volevo un tuo parere da professionista invece stavolta, perché la tua formazione di architetto ed anche di amante proprio della cultura, insomma io ho potuto constatare negli anni anche il tuo impegno per Militello stesso, hai contribuito a iniziative culturali di tutto rispetto e via di seguito, ma spostiamoci su questa grande notizia che un po' ha riempito gli ultimi giorni, diciamo il saluto, non so se poi lo riconfermeranno l'assessore Samonà ai beni culturali, però si è sparato questa cartuccia delle 3 colonne del Tempio di Serinunte, no? È un tempio che conosciamo, insomma è molto grande, purtroppo è un cumulo di rovine, insomma, perché non è mai stato messo a posto. Io semplicemente te lo chiedo perché ho avuto un piccolo segnale mio nella mia ignoranza dei capitolati di spesa per un preventivo.
Non so se secondo te 1,5 milioni di euro a colonna non è un po' caro? Dovrei leggere il dettaglio delle voci di questo preziario, cioè di questo computo metrico, ecco. Il computo metrico, infatti. Cioè, per esprimere un parere vorrei leggere il computo metrico. Se riusciamo a trovarlo, se tu riesci a farmelo avere, io lo potrei così spulciare assieme a te con piacere, vediamo le voci con le varie lavorazioni. Sì, a pelle sembrerebbe un po' eccessivo, però vista l'esperienza, nella mia breve esperienza professionale, no? Io ancora sono un giovane architetto, ecco, chiamiamo così, anche se ho appena compiuto 40 anni. A volte mi rendo conto che non mi stupirei, a volte capita anche per interventi ben più modesti di farsi un'idea economica che poi è differente di quella che poi scientificamente si va a valutare nell'estimo dell'intervento, ecco. Quindi da questo punto di vista alzo le mani, vorrei essere più cauto, però devo dire a pelle forse sì. Quello era così il mio parere da uomo della strada, che pensa anche a quante cose si potrebbero fare con quella stessa cifra, no? Voglio dire, quindi per carità, da osservatore, appunto frequentatore anche di luoghi della Sicilia, eccetera, rispetto anche alle necessità e alle priorità, se vogliamo, per salvare o salvaguardare siti o valorizzarne altri. Dammi un tuo punto di vista su questo aspetto. Se oggi questo punto, io ti avevo mandato anche una foto di una statua classica all'interno di un contesto moderno, eravamo all'aeroporto di Roma, dove appunto in un grande corridoio ci sono diversi reperti belli dell'antica Roma, messi lì già per accogliere il turista che possibilmente viene a Roma proprio per quello. Questo aspetto, secondo te, qualcosa è stato fatto? Parliamo dell'ultimo governo regionale, visto che si è messo questa medaglia, i 5 anni, tu hai notato un attivismo in questo senso? Parliamo sempre del settore culturale. I 5 anni non sono stati un unico percorso, come ben sai, perché prima c'era il professor Tusa, che poi è venuto a mancare tragicamente, poi almeno 1 anno e mezzo a interim l'ha tenuto nello Musumeci, dove di fatto è chiaro, cioè non ne voglio fare una colpa al presidente Musumeci, ma in quell'anno e mezzo in cui Musumeci tiene per sé l'assessorato alla cultura c'è stato un po' di immobilismo che ovviamente non se ne poteva occupare come può fare un assessore che si occupa solo di quello. La nomina di Samonà non è stata male, io ho collaborato con Samonà perché tu, come ben ricordi, io prima sono stato quasi 2 anni un militante della Lega e il segretario della Lega a Militello, e quindi in Samonà vedevo un buon punto di riferimento dentro i palazzi della regione per quanto riguardava proprio gli aspetti culturali di cui io, come tu hai accennato, mi occupavo. Quindi anche a Militello, attraverso anche associazioni, amici e cose varie, cercavamo, abbiamo anche concretamente fatto e ottenuto dei progetti che ovviamente per prima cercavo di far conoscere ad Alberto Samonà. E poi prima ancora di Alberto ne parlavamo sempre con il suo segretario Antonio Triolo, che è venuto a mancare soltanto una settimana fa, ed è stata una brutta notizia perché io l'ho conosciuto proprio in questo breve percorso del proporre delle cose per la città, ecco. La stessa gestione del parco della Madonna della Vetere, della Santa Maria della Vetere, del Militello, che è stato inserito nell'associazione che si occupa dell'ecomuseo, ecco, dell'istituzione anch'essa regionale dell'ecomuseo Valle dell'Oddiero, è stata ottenuta grazie a un progetto proposto all'assessorato regionale. Devo dire che l'assessorato regionale alla cultura con Samonà non è andato male, anzi sotto certi punti di vista si è anche modernizzato. È stato anche riconosciuto come gli assessori regionali che si occupano della cultura delle proprie regioni più attivo d'Italia. Poi alcune cose possono piacere, non piacere, però devo dire che ha lavorato molto, ha riaperto tanti siti. L'attività c'è stata in Sicilia. Ovviamente è stato tutto un gioco di squadra, perché
presidente Musumeci stesso è sempre stato, diciamo, interessato anche quando non se ne è occupato personalmente, no, degli aspetti culturali. Quindi non posso tirare fuori diciamo, la bilancia, secondo il mio personale parere, pende più per gli aspetti positivi, perlomeno dei tentativi ci sono stati. Chiaro, ora vedremo se ci sarà una continuità, diciamo, visto che tra l'altro parlavi di lavoro di squadra, il centrodestra si è assicurato altri 5 anni di governo. Il ruolo della Lega o comunque di questa parte vedremo quale sarà, anche perché nel frattempo i cambiamenti ci sono stati anche all'interno di questo stesso partito. Insomma, c'è stato un avvicendamento di figure su cui ci sarebbe da fare una trasmissione a parte, anche grazie alla tua esperienza interna, anche a quella che è stata la mia per certi versi, ma è un altro discorso. Però vedi, il problema è che sui beni culturali si tratta di questioni che poi si allungano nel tempo, in un certo senso. Cioè, quando tu per esempio investi una cifra per acquistare un luogo, c'era un castello, ora non mi ricordo in che provincia, che era un bel edificio un po' malmesso, comunque ci butti dei soldi pubblici sopra, quello non è l'atto finale, quello è l'atto iniziale. Poi devi vedere come va a finire la cosa, perché se invece dopo questo iniziale così entusiasmo si ritrova tutto a non essere sostenibile, diciamo, da nessun punto di vista turistico, economico, eccetera, allora non era una buona idea, non perché non lo fosse, ma perché mancava di pianificazione. Quindi questo ancora non possiamo dirlo. Salvatore. Un'analisi costi-benefici. Analisi costi-benefici, se il costo mi può portare dei benefici nel tempo. Infatti quello era quello che chiedeva giustamente l'amico Pietro, diceva non solo se un costo di un cantiere, diciamo di un cantiere di restauro è o meno giustificato, però questo è sempre compito nostro, in un certo senso, di chi media l'informazione verso l'utente finale, di fare determinate domande che io purtroppo non ho la possibilità di chiedere direttamente, però ho la possibilità di farle circolare. Cioè, caro cittadino che leggi la Sicilia e batti le mani al politico di turno che ha speso dei soldi tuoi, non suoi, perché non è un mecenate, stiamo parlando in generale, di una cosa, chiediti pure e possibilmente cerca di capire, di arrivare alla completezza del progetto per dire sì, porterà dei posti di lavoro, porterà una valorizzazione del patrimonio culturale, era una priorità rispetto a un luogo che stava andando a pezzi, voglio dire, per motivi vari, perché altrimenti è soltanto un effetto, se vogliamo, un effetto sensazionale, no? Ti butto lì la notizia e vale come propaganda, non come cultura. Infatti l'analisi costi-benefici in un quadro di pianificazione a medio-lungo termine che non potrà mai coincidere con i tempi della politica, perché ci sono cose che cioè, mentre qua ogni 5 anni nella migliore delle ipotesi ci riaggiorniamo i nostri amministratori, ci sono cose che obiettivamente non possono essere pensate, progettate, realizzate e chiuse in 5 anni, cioè è impensabile. Però nell'analisi costi e benefici, in questa lunga pianificazione, si può discernere quello che è una scelta, quella che potrebbe essere una scelta utile da quella che potrebbe essere una scelta sensazionalistica, come tu benissimo hai detto. Ci sono alcune cose che abbiamo fatto che ancora magari stanno iniziando, no? Oppure faremo, spesi, messi a disposizione milioni di euro per quella cosa lì, e tutti bravissimi, perché oggi non è facile trovare dei fondi, però io poi mi aspetto di vedere quella cosa realizzata o che ne ha dato dei benefici in termini di lavoro, in termini anche di miglioramento, anche di recupero, no? Magari potrebbe essere un'opera che sicuramente può recuperare da una situazione di degrado un territorio, ma un degrado che non è detto che sia soltanto sociale o economico, può essere anche un degrado ambientale, tante forme. Cioè le generazioni future che beneficio ne traggono? E lì allora ciascuna cosa, e ovviamente chi fa politica punta a un consenso, a volte
forse spesso è obbligato a tirare fuori più argomenti sensazionalistici per far parlare di sé, piuttosto che per poi garantire una concreta efficacia di quel progetto. È chiaro, e infatti stiamo lì per questo. Salvatore. Sì, io per ritornare al discorso del costo preventivato delle 3 colonne, ora io non ho presente anche il progetto in che cosa consiste realmente, perché 3 milioni di euro per mettere 3 colonne, 5 milioni di euro per mettere su 3 colonne che rimangono così in aria, senza così, e poi con la stessa cifra io posso intervenire, se non di meno. Per esempio nel Gelese ci sono aree archeologiche che sono lasciate a se stesse con i randaggi, che non ci si può entrare, eccetera. Posso mettere a frutto e a reddito, perché no, cioè bisogna vedere appunto se è una notizia per fare notizia eclatante o se effettivamente ha un suo valore culturale, archeologico, eccetera. Bisogna vederne l'utilità e se il progetto in sé è buono, perché in effetti, poi parliamoci chiaro, cioè è veramente una cosa, persino kitsch pensare oggi di fare un'operazione di anastilosi e rimettere in piedi delle colonne. Allora impieghiamo quel denaro pubblico per dare un servizio migliore ai fruitori di quell'area archeologica in cui io mi vado a guardare le colonne a terra. Cioè io voglio essere accolto da un sistema che mi faccia, cioè da un sistema che funziona, con dei servizi che funzionano, con le colonne a terra, perché poi rischiamo di mettere le colonne in piedi e tenere i siti chiusi. Poi magari ci sarà un terremoto e le ributta giù in fumo 5 milioni. Beh, qualcuno potrebbe essere contento. A meno che poi non si vuole fare un obbrobrio, che si mettono queste colonne classiche all'impiedi e poi attorno ci fai tutta un'intelaiatura di rottami, eccetera, cioè di ferri e cose, che deturperebbe un pochettino quello che è il luogo. Quindi, come diceva l'ospite, forse è meglio vedere a terra, e magari forse una ricostruzione in 3D. In 3D puoi fare quello che vuoi, la puoi fare pure volante. Spendiamo i soldi per la ricostruzione di tipo virtuale, digitale, un percorso virtuale. Vicino, per dire, queste colonne in realtà che state vedendo a terra, in realtà componevano quello che state vedendo in queste immagini, in queste visioni. Certo. E forse si spenderebbe anche meno. Però ci vuole la rivoluzione culturale, come si diceva prima. Appunto è un esempio. Anche perché le colonne in piedi non ti restituiscono l'immagine infatti. del manufatto originale, l'immagine è inutile. Non è un'operazione culturalmente intelligente. Non c'è dubbio, ci riporta a molti anni fa. Si potrebbero fare tante cose. Parlavi a Roma le statue messe all'aeroporto, eccetera. Quindi si potrebbe spendere per fare, che so io, un museo diffuso di accoglienza. Abbiamo reperti archeologici nei nostri musei, negli scandinati, nei depositi, certo. Nei depositi che non trovano esposizione per mancanza di spazio, eccetera. Fare degli accordi che ci guadagna sia la regione che l'ente che le espone, con le giuste garanzie e sicurezza, e si mettono esposte. Abbiamo tante cose risalenti ai Siculi, ai Sicani, ai Sicelioti, cioè insomma non è che ci mancano cose, e quindi potrebbero essere anche piccoli appunto biglietti da visita. Stai atterrando in una terra che ti può offrire anche questo. Soprattutto per me, secondo me dovremmo utilizzare, visto che è impensabile aprire nuovi musei perché hanno un costo, si dovrebbero utilizzare i tantissimi edifici pubblici già aperti per i vari servizi, dai comuni alle varie, per dare dove spesso ci sono grandi spazi, grandi corridoi. Faccio un esempio tipo, perché è un luogo che mi capita di frequentare per ovvi motivi di lavoro. Arrivi all'agenzia dell'entrata, al catasto,
c'è la sala dove tutti i tecnici o anche i privati attendono per andare allo sportello, non sarebbe male poter esporre anche lì una teca con qualcosa, la butto lì, ma attenzione, cioè, i tanti edifici pubblici possono essere utilizzati benissimo, cioè anche il comune può essere visitato, non solo io vado lì perché devo espletare qualcosa presso un ufficio, magari nell'attesa mi guardo una cosa, che bella sta cosa, da dove proviene, o anche se non devo andare, anche l'utente che non deve andare a prendere un documento al comune può passare eventualmente verso il comune di Mineo, c'è esposta questa cosa, qualcuno verrà, ma non c'è bisogno di creare un edificio apposta con delle aperture fatte apposta, invece sfrutti gli orari d'ufficio. Mi scuso con voi se devo lasciarvi, perché gli argomenti e la discussione con voi sono davvero piacevoli. Se Leone mi inviterà, io sarò ben lieto di essere presente in altre occasioni, in altri appuntamenti. Piacere. Pietro, grazie ancora, ci vediamo presto. Okay. Torniamo un po' a una delle nostre abituali tematiche su cui di volta in volta osserviamo ciò che è avvenuto nel frattempo, perché ci sono notizie a livello internazionale, insomma, di questa inesauribile problematica di scontro in atto che non sembra volere minimamente trovare uno sbocco in un certo senso, e che quindi anzi ogni volta si accresce di rischi, di minacce, insomma, sempre più sostanziose. Qual è il tuo sguardo sugli ultimi fatti della settimana? Ci sono più anche lì atti di propaganda o più reali forme di rischio che si mettono in campo? A questo punto io non so più se c'è propaganda o reale intenzione di far degenerare la cosa. Certo, Zelensky non è che aiuta tanto proponendo un attacco nucleare preventivo contro la Russia, quindi io credo che è comunque, l'ha detto forse Mazzucco o qualcuno, che è comunque gli Stati Uniti e Russia stiano negoziando senza pubblicità. E che tutto quello che sta avvenendo potrebbe essere anche frutto di questi colloqui. Quindi non lo so, il ritiro annunciato come vittoria della controffensiva ucraina potrebbe essere anche un accordo sottobanco di ritirarsi da certi territori e lasciarsi le parti russofone così. Però siamo nella sfera delle ipotesi, che non ha nessun valore né scientifico né analitico. Ciò che tu hai provato a collegare è appunto un fatto visibile sul campo, e questa eventuale ipotetica ma probabile trattativa dietro le quinte, però mi faceva chiedere in che senso trova collocazione logica, se le cose stanno andando così, la mobilitazione di massa delle risorse umane da parte russa. Se stai contrattando, perché devi mobilitare tutta questa massa di soldati? Perché magari si è in fase di negoziato e sinceramente non sai alla fine come va a finire il negoziato, e quindi meglio prevenire, essere pronti ad ogni evenienza. Potrebbe essere questa. Ma il fatto che la stampa americana si è precipitata a dire che l'uccisione della figlia del filosofo russo sia stato, gli autori siano stati i servizi segreti ucraini, da un lato potrebbe essere buttare la pietra e nascondere il braccio,
cioè praticamente il vigliacchetto sei stato tu, però gli dai la colpa a qualche altro, oppure che stanno cominciando a svendersi il protetto. Cioè alla fine se la trattativa, anche se fattibile sotto banco, trova l'opposizione dell'interessato, che anzi addirittura chiede l'attacco preventivo nucleare, allora arrivato a un certo punto bisogna eliminare questo ostacolo per poter parlare. Perché altrimenti cioè, è un problema senza risoluzione. Non ci saranno, perché non andrà mai bene. Allora, se effettivamente il fatto che le truppe russe in determinati posti sta retrocedendo sulla spinta della controffensiva ucraina, e allora ha un senso, una logica sperare che possa riconquistare tutto il Donbass, Luhansk e la Crimea. Ma se questo non è così, e allora sta cosa non durerà in eterno. Abbiamo un po' dato a questa parte conclusiva della trasmissione una sorta di le impressioni, le sensazioni e i vissuti di questo momento. Noi poi con il passare delle settimane a distanza di tempo potremo vedere se effettivamente eravamo, come si dice, nel giusto, o comunque avevamo previsto qualche cosa o invece eravamo per tutt'altra strada. Detto questo, speriamo sempre che da Trapani a Trieste chi ci ha apprezzato fino ad oggi continui a seguirci e consideri un po' anche questo spazio quello in cui l'unico limite alla qualità delle cose che diciamo sono i nostri limiti personali, ma non copioni, diciamo, veline passate sotto banco. Quindi, se non altro per questo, apprezzare l'onestà intellettuale di chi fa del suo meglio. Salutiamo tutti quanti e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.